Noi ci troviamo in questo momento nella monumentale chiesa di San Pietro. È una chiesa questa dove ci troviamo dell'anno 1000, quindi costruita dai Benedettini nell'anno 1000, ed era una chiesa romanica quando fu costruita dai Benedettini, chiesa romanica forse ospedale, era un piccolo ospedale per ricovero dei malati, dicono le cronache di archivio, quindi era una chiesa romanica a cassettone. Ecco, poi vengono nel 1240 i Dei Antiochia e sulla scia, sulle orme dei grandi palazzi ferediciani in Puglia, trasformano la chiesa romanica in chiesa cistercense, quindi con le ogive, con questi archi a tutto sesto, insomma, quindi godico, diventa una chiesa gotica. La chiesa è stata costruita con materiale del luogo. C'è una specie di calcare che si chiama il cardellino con cui sono fatti i capitelli. Ma l'importanza di questa chiesa sono gli affreschi. Abbiamo affreschi del 1300, seconda metà del 300, poi prima metà del 400. Però la cosa più importante di questa chiesa, io credo, quella che è più visitata, credo che sia la cappella dei santi Cosme e Damiano, che fu fatta nel 1430, da 1430 al 1480 dalla famiglia Colonna, che nel 1430 appunto seguì, successe, diciamo, comprò il castello di Anticoli e poi fecero questa cappella straordinaria. E pare che questa cappella sia pierfrancescana o perlomeno di ambito francescano. Zeri, che l'ha visitata più volte, ha detto ci sono riflessi di Piero della Francesca. Non è d'accordo Sgarbi, perché Sgarbi dice no, sì, tra Piero della Francesca forse e Antoniozzo da Romano, dice, quindi potrebbe essere un pittore umbro che forse è Matteo d'Amelia. La cappella è la storia dei santi Cosme e Damiano, c'è il processo dei santi sulla destra, quindi c'è Licia, c'è Lisia, cioè il governatore di Roma, c'è il giureconsulto, ci sono tutti i santi in fila, perché non c'è solamente Cosme e Damiano, ma ci sono anche Sant'Antimo e altri santi. Poi sapete che loro verranno processati, gettati in acqua e poi l'angelo li salva. Sulla destra, su questa parte che è senza affreschi, forse lì c'era il prosieguo della storia, perché poi questi due santi verranno più tardi decapitati. Abbiamo per terra questo bellissimo lacerto di reticolo cosmatesco, e sono gli stessi cosmati che nel 1300 sono andati a Subiaco. A fianco all'affresco del 1300 abbiamo le sante di Ravenna, uccise e trucidate da Decio. A destra, qui nella cappella, abbiamo San Giovanni decollato, San Giovanni Battista, di sopra ci sono i 4 evangelisti. E lì c'è Salomè che presenta all'Antibba il famoso piatto d'argento con la testa del santo. Qui di fronte abbiamo anche questo pannello che è stato staccato lì dall'affresco del 1300, e anche qui siamo nel 1500, c'è un Sant'Antonio e un San Sebastiano. Di fronte invece abbiamo l'abside. L'abside, c'è una cronaca pastorale nella quale si legge nel 1580 c'era da dipingere e da affrescare l'abside. Poi lo stesso vescovo curiale di Roma viene ad Anticolo nel 1602 e dice l'abside è bello e affrescato, e questa è una cosa importante perché è una data storica.
E poi c'è l'altare, l'ara, e quell'altare è poggiato, la pietra d'altare è poggiato su un'ara di epoca romana, quindi primo secolo, epoca augustea, in cui c'è una bellissima epigrafe di una mamma che invoca in cielo la morte del figlio. E sono tante le opere che i pittori hanno lasciato in eredità ad Anticoli Corrado, sono tutte raccolte nel Civico Museo di Arte Contemporanea. Scopriamolo. Questo è un museo che ha una storia singolare. Intanto è un museo, come dire, sovradimensionato rispetto al paese, un museo che viene annoverato fra i primi 10, forse anche qualcosa di meno, dei musei di arte contemporanea italiana. È molto noto all'estero, un pochino meno in Italia, anche se negli ultimi 10 anni, diciamo, si è fatto sentire un po' di più. Ed è un museo particolare perché nasce da una storia singolare. Nel passato Anticoli era diventato luogo d'arte a seguito dei Grand Tour. Molti artisti stranieri si fermavano e arrivavano ad Anticoli, lasciando i loro quadri in cambio di ospitalità. Grosso modo questa è la storia. Poi successivamente, diciamo, artisti più importanti sono passati, pensiamo a Corot, c'è un bellissimo quadro alla National Gallery di Washington, Agostina in costume anticolano, e arriviamo rapidamente, diciamo, perché gli artisti sono stati tantissimi di tutte le nazionalità, brasiliani, tedeschi, molti spagnoli, molti belgi, cinesi, arriviamo però rapidamente, diciamo, ai primi del Novecento, quando i primi pensionati d'arte italiani, al seguito di alcuni maestri, portarono qua dei caposcuola, parlo di Aristide Sartorio, che tra l'altro farà un film qua che si chiama I Misteri di Galatea nel 19, con maestranze locali, parlo di Felice Carena, pittore piemontese che è stato qui quasi 20 anni e ha avuto un numero enorme di allievi. Parlo di Capogrossi, che negli anni 30 avrà il suo periodo più bello, diciamo, della sua arte tonale, di scuola romana, e poi soprattutto parliamo di Pirandello, di Fausto Pirandello e di Luigi Pirandello, che stettero qui dal 28 a varie riprese, va bene, e Fausto Pirandello sposerà un'anticolana. Questa storia, per farla in breve, in questo antico palazzetto, che è il palazzetto a Brancaccio del XV secolo, questa storia, dicevo, trova un suo culmine, diciamo, nel momento in cui si decide di fondare nel 1935 una galleria d'arte moderna e contemporanea, galleria, non museo, che raccoglierà una cinquantina di opere di personaggi che vivevano a vario titolo qua ad Anticoli e che verrà l'inaugurazione non qui, ma in un appartamento della piazza principale del paese, dove c'è la fontana di Arturo Martini, scultore che è stato qui 20 anni, uno dei più grandi scultori italiani del Novecento, di cui abbiamo alcuni pezzi veramente pregevoli. Arriviamo poi all'arrivo in questo palazzetto, questo prestigioso palazzetto, nell'85, 1985, quando addirittura venne Moravia e Raffaele Alberti a inaugurare, era sindaco mio padre, Giorgio Bertoletti, un sindaco molto amato, e si inaugurò il museo. Questo museo oggi contiene circa 670 opere, ci sono tutti gli autori più importanti della scuola romana che sono passati qua tra le due guerre, ma anche moltissimi autori stranieri di grande rilevanza. C'è perfino Vedova, un veneziano, un astrattista veneziano molto molto importante. L'ultima mostra che abbiamo in questo momento qui nel museo, che è di un pittore
giovane, non di età, ma insomma giovane come presenza, diciamo, sul piano dell'arte contemporanea, che però ha una storia antica. Si chiama Fabio Mattei ed è figlio della importantissima famiglia di pittori di scenografia che faceva capo a Silvano Mattei, che ha lavorato per circa 40 anni in tutti i contesti internazionali più importanti. Tra l'altro sono gli autori del restauro del Sipario dell'Opera di Parigi. L'ultimo lavoro importante che hanno fatto è stato La Fenice di Venezia, ma non mi voglio dilungare. Il lavoro di pittore e scenografo è un lavoro massacrante, faticosissimo. Bene, da questo lavoro durato almeno 20 anni Fabio Mattei ha tirato fuori una mostra molto importante che noi abbiamo ospitato qui. In questo momento ci troviamo nella strada degli artisti. Qui amavano posizionare i loro cavalletti per dipingere Anticoli Corrado. In quel periodo c'erano tantissime osterie, quindi erano anche buongustai. Adesso andiamo a scoprire la gastronomia di Anticoli Corrado. Possiamo coniugare all'arte la vera cucina genuina. Per chi arriva ad Anticoli Corrado, lo staff del ristorante Al Vecchio Molino propone come antipasto dei salumi tagliati al coltello e dei vari tipi di formaggio locali. Come primi piatti, naturalmente tutti fatti in casa, abbiamo i cazzarecchi oppure dei ravioli serviti con ricotta e spinaci al pomodoro fresco o al tartufo nero, oltre a svariati tipi di paste servite con funghi porcini e tartufo nero. Come secondi piatti, oltre a tutta la tipica carne locale cotta alla brace, proponiamo anche il maialino al forno con patate, della trippa alla romana. Contorni abbiamo delle patate al coppo o della cicoria saltata in padella o dei funghi porcini trifolati. Come dolce, per terminare, proponiamo attualmente la crostata alla castagna o dei dolcetti tipici locali. Vi aspettiamo ad Anticoli per farvi assaggiare la nostra cucina. Anticoli è da tutti conosciuto perché è un paese bello e pittoresco. Chiunque gli è venuto a visitare, dopo ne ha lasciato tanto resto. Da sempre ecco ci stavano i pittori e ogni altro genere d'artisti, famoso assai di più per le modelle, rinomato perché delle femmine belle. Per le statue che si vedono per Roma, ho posato modelle anticurane. Pure sopra gli libri ci sta scritto: se non vi crei a me, vaccia guardare. Anticoli deriva dal latino. Prima gli cogli può sta a significare. Il cognome poi c'ègliato Figlio Corrado che balla a Costa Francia sti abitani. Come ti ripeto, sto paese c'è sempre stato a tu per tu con l'arte. E ancora mone, tanti e tanti artisti ci vengono abitani e ci fa parte. L'artista Kokoschka amava dire: io conosco Venezia, Firenze e Anticoli Corrado, quindi mi sembra un valido motivo per cui dovete visitare questo paese della provincia di Roma. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. Ciao!